Buonasera da Sportisili all'allenatore dell'Ascari Cefalù Davide Boncore. Il punteggio finale tra l'Ascari Cefalù e il Supergiovane Castelbuono è uno sterile pareggio a reti bianche, nonostante ciò è una partita molto divertente con tante occasioni da gol. Sì, addirittura una partita è uscito un pareggio dove si poteva vincere da entrambe le parti. Normale che noi volevamo più la vittoria perché siamo in una condizione di classifica dove c'è bisogno dei 3 punti. Non sono arrivati, però si continua a lottare perché la classifica ci dice questo. Non molleremo di un centimetro, continuiamo a lavorare forti come stiamo lavorando con questi ragazzi e sono contento per come lavorano i nostri ragazzi durante la settimana. Naturalmente la partita è andata in questo senso, facendo pressione alta è normale che concedevamo magari un po' di più profondità alle spalle a loro. È normale, è un rischio che si corre perché quando si vuole la vittoria, senza la foga, l'equilibrio c'era, i ragazzi hanno lavorato bene, non posso rimproverare nulla. Al 61esimo minuto una doppia incredibile palla gol per i suoi ragazzi che avrebbero addirittura potuto portarsi in vantaggio. Sì, è stata una ripartenza, dai, è andata così, è stato bravo il portiere loro, però dai, una partita giusta il pareggio, ci è mancata più incisività, però va bene così, dai, si continua a lottare. Grande protagonista del match il numero 1 Ba, che nel primo tempo si è reso protagonista di 3 autentiche prodezze. Sì, l'avevamo preventivato perché concedendo profondità alle spalle a giocatori come la Vardera che attacca bene la profondità, si è fatto trovare pronto come avevamo lavorato in settimana.